Performance di Pier Callegarini, acqua. Cosa vuol dire? Cos'è? Cosa ci aspetta la gente? Allora, intanto vi ringrazio sempre voi di Valdo TV perché mi seguite nel percorso, che è stato anche un attimo soffermato causa Covid, che ci ha tutti modificato e quindi abbiamo avuto modo di riflettere su questo percorso. Oggi è la giornata del contemporaneo, che su invito di Amaci, che è Associazione dei Musei di Arte Contemporanea, festeggiamo, diciamo, ci sono tutti gli atelier aperti, musei aperti che hanno aderito a questa iniziativa. Acqua, sono stato ispirato dall'acqua. Allora, ho letto un libro che ho preso un tratto, ve lo devo leggere perché ho provato a farlo a memoria, ma non mi viene. Io sono una persona che faccio tutto di getto, quindi o leggo o vado di getto. In questo caso lo leggo. Acqua, nell'ossessione dell'oasi, l'uomo assetato immagina l'acqua, le palme e l'ombra non perché ce ne sia veramente bisogno, ma perché ne ha pressamente necessità. I bisogni disperati fanno intravedere la soluzione attraverso le allucinazioni. L'assetato ha allucinazione dell'acqua, il bisogno d'amore provoca l'ossessione dell'uomo e della donna ideale. L'ossessione dell'oasi non è mai una delusione completa. L'uomo nel deserto vede qualcosa all'orizzonte. Allora, ci sono tantissime cose su questa citazione che io non le dico, perché voglio che ognuno le interpreti. Ok? Però ho fatto un'installazione. Questa installazione parte da 20 tavolette che sono collegate da due fili, il blu e l'azzurro, dove ho preso l'ispirazione quando sono stato in Colorado, che c'è il piccolo Colorado e il grande Colorado che si contaminano, e questa continuazione dà vita. E quindi siamo tutti collegati dall'acqua, e quindi se l'acqua come fluisce ci contamina tutti. Allora, fisicamente sappiamo tutti che abbiamo il problema dell'acqua, e qua io lavoro sempre sul dualismo, quindi la cosa fisica la sappiamo tutti perché basta leggere il giornale. Io avevo fatto una mostra nel 2016 che era disgelo, che parlavo già del disgelo, e lì sinceramente mi guardavano un po' come matto, perché quando fai le cose un po' prima degli altri ti guardano un po' come matto. Cito un po' Sergio Rossi della Diesel. E quindi ho voluto fare questa installazione tutta aggrovigliata, e ho fatto due opere mentre che pensavo a questa installazione, dove abbiamo qui una sorgente di fiori. Praticamente sono stato ispirato quest'estate che c'era caldissimo, sono stato delle cascate, mi sono immerso e ho visto la natura come appare viva, e quindi l'ho interpretata con questi fiori, questi germogli. E poi qua invece, tornando dalle vacanze, sono andato a Villa Margherita, ce l'abbiamo qui, quindi chilometri zero, mi sono visto le ninfee. Allora ho fatto l'associazione, la sorgiva che dà vita e lo stagno che ti dà la tranquillità, e là sono le ninfee che sono pure. Verso una meta infinita di un tempo senza tempo. Lavorando la fisicità, lavorando sull'emozione, l'uomo vede il miraggio, sa che non c'è l'acqua, ma persiste, prima o poi la troverà, quindi c'è il simbolo della perseveranza. E cosa sta a significare? Che noi nelle cose ci dobbiamo mettere la passione, e questa passione va in tutto, nell'amore, nelle amicizie. E c'è quel semplice detto che dice: bisogna sempre mettere nella pianta una gocciolina d'acqua tutti i giorni. È inutile che lo facciamo alla fine. Grazie, spero di emozionarvi. Oggi non ho tanta voglia di parlare, voglia di interpretare con i gesti pittorici.